sono passati avanti questi prodotti inquinanti e la canapa è stata accantonata. Oggi, e poi ve ne parlerà anche Giusato, la canapa ha preso la sua utilità e in tante regioni italiane viene già piantata nuovamente e può essere usata in molti settori. Si possono sia nell'agroalimentare, infatti come vedete vi ho portato un paio di esempi, ma anche si possono produrre mattoni. E pochi giorni fa abbiamo visto che è stata costruita anche la prima casa, no? Con i mattoni fatti di canapa, pannelli isolanti, intonaci, e quindi può essere utilizzata in quasi tutti a mille utilizzi. Quali sono le materie prime che prodotti si possono ottenere? Si possono produrre appunto in modo pulito perché non c'è bisogno di grossi, no? Si possono produrre carte, plastiche, vernici, combustibili, materiale per l'edilizia, ma anche olio alimentare di altissima qualità. Qui questa slide praticamente vi fa capire nei vari settori cosa si può produrre con la canapa. Può essere appunto utilizzata sia per la creazione della fibra tessile o per i semi. È una delle piante più produttive, sottrae la luce e soffoca tutte le altre erbe presenti sul terreno, liberandole dagli infestanti. E una cosa per la quale che mi ha spinto anche a presentare questa proposta di legge è che la canapa può essere utilizzata anche per bonificare i terreni inquinati. Per i tessuti la pianta di canapa è più produttiva rispetto alla fibra tessile del cotone. Può essere lavorata in impianti che sostituiscono le lunghe e faticose lavorazioni manuali di un tempo. La sua coltivazione richiede pochi pesticidi e fertilizzanti, come dicevamo prima, mentre il cotone ne richiede moltissimi. La fibra di canapa è molto più robusta, mi ricordo mia mamma che mi parlava delle lenzuola di canapa di sua mamma, e dura anche dura più a lungo. Semi e olio. I semi di canapa contengono proteine di elevato valore biologico e per il loro valore nutritivo i semi di canapa sono stati proposti anche come rimedio alla carenza di proteine nei paesi in via di sviluppo. L'olio può essere usato per la produzione di vernici, non inquinante, e di una qualità superiore rispetto a quella derivante dal petrolio. Con l'olio inoltre si possono fabbricare saponi, ceri, cosmetici, detersivi e lubrificanti. Si può produrre la carta, la stoffa che ne rimane non è uno scarto ma viene riutilizzata come una materia prima, non come un sottoprodotto. Da questa appunto si può produrre la carta per i quotidiani, i cartoni, e una cosa importante è che i trattamenti previsti per la produzione di carta con la canapa non sono inquinanti e non vengono utilizzati prodotti per sbiancarla, cosa che avviene invece con la carta prodotta con l'albero. Possono essere prodotte tavole per l'edilizia, con i fusti interi della canapa pressati con un collante si possono fabbricare appunto tavole e falegnameria in sostituzione del legno, che sono di grande robustezza, flessibilità ed assai più leggere rispetto a quelle prodotte con il legno. Si può produrre anche materiale plastico, con la cellulosa si possono ottenere materiali plastici pienamente degradabili per imballaggi isolanti soprattutto, e è considerata anche la pianta ideale per la produzione di combustibile in sostituzione di prodotti petroliferi. In passato Henry Ford aveva costruito un prototipo di automobile, una parte della carrozzeria era proprio realizzata in fibra di canapa e funzionava con un combustibile di canapa. Viste tutte queste versatilità della canapa, come appunto è successo già in molte regioni italiane, abbiamo pensato di proporre anche in Friuli Venezia Giulia una proposta di legge per reintrodurre la piantagione di questa pianta entro il 2015, ma questo si dirà sì,
dovrebbe essere promulgata una legge a livello nazionale. La nostra proposta di legge è composta sostanzialmente da 8 articoli. Nell'articolo 1 vengono riassunte le finalità della legge e viene istituito un progetto pilota. L'articolo 2 definisce gli interventi che questo progetto pilota contiene. Con l'articolo 3 mettiamo le disposizioni per la coltivazione della canapa. L'articolo 4 disciplina gli obblighi del coltivatore. L'articolo 5 inserisce invece i controlli e le sanzioni previste per la violazione della legge. Gli ultimi articoli invece sono articoli che rientrano in tutte le leggi, perché sono i regolamenti e l'entrata in vigore della legge. Il MITAB di Mortegliano ha contattato un imprenditore austriaco che lavora con la canapa da 20 anni e abbiamo pensato di fargli qualche domanda per farci raccontare la sua esperienza. La sua azienda appunto è in Austria, coltiva la canapa da 20 anni, solo Dio. La coltivazione di questa pianta, gli abbiamo chiesto se ci potrebbe spiegare in poche parole la coltivazione di questa pianta. La pianta della canapa è molto interessante, ha un utilizzo vario, non ha bisogno di concime, neanche di trattamenti fitosanitari. In primavera si può seminarla molto presto e in Italia, dice lui, si potrebbero fare addirittura 2 raccolti avendo un ciclo vegetativo di soli 100 giorni. Quale utilizzo finale della sua piantagione? Il raccolto di semi è tra i 400 e i 1000 kg. Questi semi si possono pressare e ricavarne l'olio di canapa che ha un valore dai 30 ai 35 euro al litro, poi magari qui. Dai rimasugli del frantoio si può ricavare la farina di canapa, la quale può essere usata per produrre pane, dolci e pasta. Qual è il prezzo attuale? Un chilo di semi costa dai 2 ai 3,5 euro. Io adesso passerò la parola a Silvia che vi racconterà un po' come a che punto siamo in Italia, insomma, nel Parlamento. Grazie. Allora, buonasera a tutti quanti, appunto io sono in Commissione Agricoltura, Caccia e Pesca e una delle prime proposte di legge proprio che abbiamo depositato appena siamo entrati in Parlamento è stata quella appunto per riattivare la produzione della canapa, quindi riattivare un po' questa filiera agroindustriale che, come ha già spiegato Ilaria, è stata messa nel dimenticatoio secondo noi da troppo tempo, perché comunque può essere un buon settore dove investire anche per quel che riguarda appunto l'agricoltura. E quindi abbiamo depositato questa proposta di legge nel 2013, a luglio 2013, qui entriamo un po' magari nella problematica della lentezza dei lavori parlamentari, però diciamo che adesso siamo arrivati a un buon punto, perché abbiamo finalmente trovato il testo base della Commissione, quindi è uscito questo testo unico della Commissione che raggruppa quella che era la nostra proposta di legge accorpandola a quella delle altre forze politiche, e quindi è diventato un testo che all'inizio era anche abbastanza semplice perché prevedeva la riattivazione di questa filiera tramite dei progetti pilota, disponendo poi le coperture finanziarie per questa cosa, però da lì poi è nato un bel lavoro perché abbiamo fatto un testo abbastanza ricco, anche grazie poi ai contributi non solo chiaramente a livello politico, ma soprattutto delle associazioni che già sul territorio insomma si sono occupati di portare avanti questa produzione. Quindi nei giorni scorsi, appunto dicevo, abbiamo adottato in commissione 13ª il testo unificato. Ricordo appunto che si tratta di canapa industriale, diverso è l'iter che invece sta seguendo il testo unico in materia di stupefacenti, prevenzione, riabilitazione della tossicodipendenza, eccetera, eccetera. E infatti alcuni anche degli articoli che abbiamo ritenuto importanti in questa proposta di legge sono quelli che determinano chiaramente la differenza nel contenuto del
legislativo per quel che riguarda appunto la canapa e il THC. Quindi per evitare deviazioni rispetto all'uso industriale, che vogliamo ricordarlo, l'abbiamo visto, penso che sia palese quanto è versatile questa produzione. E soprattutto come agricoltura noi adesso ci troviamo di fronte a una grande sfida, perché l'agricoltura, la monocoltura agroindustriale porta dei seri problemi, perché depauperizza l'ambiente, perché in qualche modo mette in difficoltà la biodiversità, perché fa un largo uso di prodotti chimici di sintesi, di fitosanitari, e quindi ci si sta un po' rendendo conto che bisogna ragionare e coltivare in maniera diversa. La canapa è un esempio che si presta bene in questo caso, perché come ha già detto bene Ilaria, non richiede troppo impegno anche dal punto di vista appunto dei fitosanitari di sintesi, ed è una pianta che si presta bene anche per diffondere maggiormente la pratica della rotazione delle colture, che è molto importante perché non si può più ragionare come se il suolo fosse una cosa da sfruttare e basta. Il suolo ha bisogno di una sua tutela, ha bisogno di una sua biodiversità, di una sua cura, quindi anche lì entrano in gioco insomma, nuove frontiere per quel che riguarda l'agricoltura. Quindi abbiamo pensato che potesse essere utile appunto investire in questo senso. L'altra cosa è che un problema che c'era stato presentato era quello dei controlli, il fatto appunto di controllare il tenore di THC, che non è sempre facilmente controllabile da parte dell'agricoltore stesso. E allora nell'articolo 4 abbiamo preso tutta una serie di misure laddove ad esempio nel momento dei prelievi l'agricoltore è presente, deve essere presente, ok? Nel momento in cui vengono fuori i risultati comunque si cerca di tutelarlo lo stesso, perché non è una cosa che si può stabilire sulla cartina, cioè io posso piantare però non ho la certezza che quella coltivazione stia dentro i limiti stabiliti. E poi anche per unità anche per quello che già c'è a livello di Unione Europea, abbiamo preso e definito il metodo di campionamento che già c'è per quel che riguarda la normativa europea appunto sul THC. Una cosa che ci sembrava importante era anche la riattivazione appunto della filiera, ma dando importanza all'Italia. Per cui ad esempio c'è un articolo dove parliamo degli incentivi per gli impianti di prima trasformazione, abbiamo cercato in qualche modo di vincolarli a una produzione che stesse in Italia, quindi in tutta la filiera italiana gli incentivi vengono collegati al fatto che appunto gli impianti lavorino canapa prodotta in Italia, in modo anche da stimolare l'aggregazione, perché un'altra delle problematiche dell'agricoltura italiana è il fatto che gli agricoltori tendono a lavorare in maniera frammentata e a non ragionare come organizzazione di produzione o come filiera, che invece dà loro molta più forza, anche a fronte di un mercato internazionale che ha una concorrenza spietata. Quindi quello che abbiamo voluto fare è anche collegare questi incentivi al fatto che appunto l'impianto per 10 anni sia collegato tutto alla filiera interamente italiana. Questa è un'altra delle cose che abbiamo voluto portare avanti. Magari io intanto ho fatto un attimo un quadro, mi fermo qui, magari poi se vengono fuori altri elementi, insomma, mi chiedete, ok, sono qui. Adesso diamo la parola a Davide Cusato che ci porterà la sua diretta esperienza sul campo proprio, sui campi. Sui campi, non è tantissimo, quelli che sanno. Buonasera a tutti, intanto ringrazio dell'invito e niente, io mi presento in una triplice veste, possiamo dire. Innanzitutto sono un agricoltore, faccio agricoltura biologica dall'86, non io ma la mia famiglia. Siamo partiti con questa idea e la portiamo avanti tanto più in un momento come questo, perché effettivamente la sostenibilità
biodiversità diventa una delle esigenze maggiori per questa agricoltura. Non so se fate caso, voi siete anche fortunati in questa zona, ho visto parecchio verde, sulle nostre zone il verde è qualcosa da ricercare. Ci sono tanti capannoni, tante strade, tante infrastrutture, per cui si è persa proprio l'idea del verde. Però appena si esce si vedono queste zone che di verde cominciano ad avere sempre meno, si comincia ad avere sempre di più zone desertiche, le chiamo io, dove i terreni non danno assolutamente nulla, se non quello che viene sostenuto dalla chimica fondamentalmente e da tecniche assurde di coltivazione. Assurde dal mio punto di vista, poi i risultati si vedono, per cui è chiaro che qui ce la possiamo giocare. Per circa 3 anni e mezzo fa abbiamo conosciuto Assocanapa, che è il coordinamento nazionale per la canapicoltura. Quando sono andato lì in sede ho trovato queste persone squisite che mi hanno introdotto nel mondo della canapa e devo dire la verità che è stato amore a prima vista, cioè è stata una cosa proprio passionale. Da lì ho cominciato la mia esperienza anche lavorativa nel settore della canapa, sia come agricoltore, sia come a livello di associazione, quindi portare poi la conoscenza della canapa, cos'è la canapa, cosa serve, come può essere utilizzata, come si può fare anche arrivare a un reddito poi con la canapa, e sia dal punto di vista commerciale creando una mia linea di prodotti a base di canapa ricavati in parte dalla mia azienda, in parte dalle aziende che collaborano con la nostra associazione. Per cui i prodotti che vedete qui sono in parte della mia azienda, in parte di altri associati. Proprio per il discorso che si faceva, la situazione attualmente è molto frammentaria e onestamente rimanendo così è poco utile a tutti, perché anche solo pensate ai trasporti per trasportare, cioè fino all'anno scorso avevamo un unico impianto di trasformazione che era a Torino, quindi anche gli agricoltori che hanno lavorato con me, seguiti da me, hanno dovuto caricare i camion e mandarli a Torino. Qui a Padova adesso ci sarà un impianto, penso fine 2015 l'impianto sarà pronto, quindi diventa molto più sostenibile sia a livello ambientale ma anche economico per chi poi ha partecipato con le semine, perché le semine sono già praticamente terminate al progetto Canopy. Mi sono innamorato soprattutto della canapa perché è una pianta meravigliosa, una pianta che cresce da molto, rigenera i terreni in un modo pazzesco. Ho visto dei risultati veramente stupefacenti, parliamo di un 20% in più di produzione l'anno seguente la coltura della canapa, per cui sono dati veramente interessanti. Partendo sempre da un'idea che ho io che la canapa è una coltura povera, cioè prima di tutto la prima cosa da fare è non sostenerla, dando diserbanti, dando fertilizzanti, perché lei ha queste funzioni, sono naturali. È chiaro che bisogna capire un attimo, non è proprio così tutto rose e fiori, bisogna capire un attimo i terreni, perché è chiaro che se uno li ha sfruttati all'osso, anche se piantiamo canapa quell'anno non faremo reddito, cioè non abbiamo niente, abbiamo bisogno comunque di integrare qualcosa nel terreno. Non fa miracoli, è una pianta sì che rigenera tutto quanto. La cosa che più mi ha appassionato della mia esperienza, soprattutto l'anno scorso, dove ho seguito circa in Veneto un centinaio di ettari di coltivazioni, è stato proprio il fatto che tutti quanti, sia chi faceva agricoltura biologica che chi non ha fatto agricoltura biologica, ha comunque coltivato in modo biologico, cioè senza utilizzare niente. Ho fatto leva sul fatto che ho detto prima non spendere soldi e poi vediamo cosa porti a casa. Con questo sistema ha funzionato e abbiamo avuto 100 ettari che effettivamente erano biologici a tutti gli effetti. E questo è stato un vantaggio soprattutto dal punto di vista ambientale, perché per 100 ettari non si è sviluppato, non si è buttato via niente di chimico, ma soprattutto anche poi a livello di risultati finali, effettivamente non tutti, perché la stagione non è stata brillantissima, però per molti c'è stato anche un buon risultato economico. Di contro, tutto questo aumento poi anche delle produzioni tutto quanto è supportato e deve essere supportato da una richiesta
ecco perché allora a livello associativo siamo intervenuti noi. La canapa, faccio riferimento a quell'articolo 4 se non sbaglio, no? Che terrà sul territorio molto, perché se guardiamo non dal punto di vista alimentare, per esempio, che è molto più facile portare in giro le granaglie e quant'altro, però tutto il resto della pianta, perché non si butta via niente, è un maiale, la canapa si utilizza tutto, però i costi di trasporto e portarli in giro diventano quasi insostenibili, per cui sicuramente sarà la canapa stessa che richiede una territorialità, di sviluppare sul territorio le cose, e questo sarà a vantaggio anche proprio di chi andrà a coltivarla, che avrà delle spese inferiori. Da lì appunto siamo partiti con questa linea di prodotti circa 2 anni e mezzo fa. Ovviamente per sostenere gli agricoltori a livello di associazione siamo stati quelli che hanno ideato la formula del pagare il seme, cioè fare un contratto anticipatamente, cioè garantendo già all'agricoltore un tot di euro a quintale al momento del raccolto, proprio per dare già un'idea di quello che sarà, al di là di come andava la stagione, al di là di come andava poi la richiesta del prodotto finale. E credetemi che l'anno scorso è già andata meglio, ma il primo anno è stato molto difficile per noi sostenere, proprio per la cattiva conoscenza del prodotto. C'è stata una cattiva conservazione dei produttori che ci davano un prodotto che poi non era vendibile, quindi noi gliel'abbiamo pagato, ma poi l'abbiamo anche, tra virgolette, buttato, comunque non l'abbiamo destinato all'uso alimentare, perché la canapa una volta raccolta deve essere essiccata molto velocemente, altrimenti sviluppa tossine, sviluppa perossidi, sviluppa acidità, e questo comporta che poi il prodotto non sia più commerciabile dal punto di vista alimentare. Per cui l'ideale proprio della canapa è creare una filiera che sia controllata in tutti i passaggi. Altresì la canapa ha una forte componente terapeutica da questo punto di vista, sia già dal punto di vista alimentare, per cui quelle proprietà è anche un peccato andarle a perdere con lavorazioni che non si conoscono, oppure lavorazioni industriali dove si spreme fino all'ultimo granello di seme, non importa che acidità abbia, tanto poi con sistemi a vapore si abbassa, però si rovinano tutte le svariate proprietà dei prodotti. E questo mi ha portato poi anche alla fine a girare, cioè di cercare per esempio un oleificio che non è qui in Veneto, non è a Savona. Abbiamo provato lì perché sono gli unici che garantiscono una lavorazione in assenza di ossigeno, proprio per dare un prodotto finale che mantiene poi le peculiarità che la canapa dovrebbe avere, e così su tutti gli altri prodotti che sviluppiamo. Sicuramente parlare di canapa oggi è molto diverso di parlarne 3 anni fa, e questo con piacere, e spero che sia stato anche il nostro lavoro che abbia portato poi a una maggiore conoscenza. Noi cerchiamo da fare il nostro di essere spesso sulle piazze a parlare con le persone, siamo a disposizione di chi volesse poi coltivare canapa, per cui siamo a disposizione per dare consigli, per vedere. Ieri ho fatto un tour delle aziende che hanno seminato fino adesso da noi, e cercare di risolvere quei problemi che si hanno quando una materia non si conosce, un rapporto con una cultura non si conosce. Però sono tutte cose che piano piano si stanno superando. Pensate solo al fatto che chi, per esempio, l'anno scorso ha coltivato 2-3 ettari, quest'anno ha richiesto più seme, tanto che siamo stati anche in difficoltà a piantarlo, benché magari non abbiano raggiunto un guadagno soddisfacente, ma hanno visto la potenzialità, hanno visto il miglioramento del terreno, e questo ci ha portato veramente a avere delle richieste considerevoli, tanto che è stato verso fine marzo siamo stati molto in difficoltà. Una cosa che a me dispiace molto attualmente è il fatto che il fabbisogno di semenza, appunto il seme da piantare, non riusciamo ad essere autonomi a livello italiano. Ci riferiamo molto dalla Francia,
prime 2 stagioni non ci hanno aiutato molto perché abbiamo fatto poco seme, insomma. Questo non solo per un discorso patriottistico, ma anche proprio perché la canapa italiana è la migliore al mondo, ce la chiedono da tutto il mondo. Abbiamo delle varietà, che sono varietà cosiddette dioiche, cioè dove c'è presenza di maschio e femmina nello stesso campo, quindi in combinazione, che sono richieste. In Canada penso che se avremo 100 quintali, se avessimo 100 quintali di semenza ce li requisirerebbe tutti, perché hanno capito che la nostra è una canapa di valore. E secondo me proprio questo deve essere il punto di partenza poi per tutte le politiche agricole che verranno dopo. Cioè, partiamo dalla considerazione, dalla consapevolezza che abbiamo il prodotto migliore in mano e cerchiamo veramente di qualificarlo nel modo corretto. Poi, per carità, i francesi ci hanno dato una mano fino adesso, quindi grazie, comunque dobbiamo dirglielo perché sennò non saremo onesti. A proposito di questo mi ricollego, visto che c'è questa problematica effettivamente che abbiamo un po' perso, chiaramente dopo non aver più coltivato abbiamo perso un po' le nostre varietà, per cui appunto abbiamo dovuto anche ricorrere all'aiuto francese. Abbiamo previsto anche questo, nel senso c'è un articolo proprio che si occupa della ricostituzione del patrimonio genetico delle varietà nostrane, perché poi si pensa sempre anche che la biodiversità sia un argomento un po' naif, un po' da figli dei fiori. In realtà la biodiversità ha una sua utilità anche economica, visto che si tende sempre a ragionare in termini economici. In termini economici la biodiversità ti consente magari di recuperare varietà che sono estremamente qualificate, e questa cosa si può vedere anche in un caso parallelo, mi viene in mente, nel senso i francesi ci hanno dato la canapa, diciamo. Noi in questo momento, ad esempio, sempre a Padova, tra l'altro, stiamo ottenendo tutte le varietà genetiche dei bacchi da seta che usano in Francia, perché loro non hanno la possibilità di tenerla. Quindi si capisce anche l'importanza non solo nazionale ma anche internazionale di questa attività, che sembrano appunto un po' da naturalisti, ma in realtà hanno dei risvolti non da poco a livello economico, a livello di produzione poi. Quindi sul discorso di recuperare, di fare anche dei progetti di ricerca per recuperare le nostre peculiarità genetiche, assolutamente sì, è previsto anche questo nella proposta di legge. Questo è molto, molto importante. Teniamo presente che appunto in questa fase dove non ci sono filiere, cioè adesso cominciano a esserci, non ci sono filiere, cioè, la sostenibilità non è solo una parola per identificare una sostenibilità ambientale, la sostenibilità è anche importante per chi poi va a coltivarla, perché sennò l'anno prossimo non la coltiva più. Le nostre varietà sono più difficili da lavorare, quindi non conoscendole le rese sono inferiori, sono più difficili da trattare nel momento, sono canape che vengono 5-6 metri, per cui cioè, sono difficili da lavorare. Se non ci fossero state le francesi noi non avremmo preso magari quella dimestichezza, la gente al primo tentativo avrebbe messo via tutto e per cui non si sarebbe messo in moto questo meccanismo che porterà sicuramente poi a lavorare sulle varietà italiane sempre di più, però attualmente la necessità di condividere con gli altri proprio sia le esperienze ma anche proprio i semi stessi diventa fondamentale, insomma, ecco, questo è la cosa principale. Niente, per quanto concerne la piantagione, proprio la coltura della canapa, come ho prima accennato, la parte più difficile è quella proprio da raccogliere in poi. La canapa viene da sola, cioè quando la semini, se hai rispettato alcuni parametri, non hai grossi problemi. Il problema comincia dopo, quando c'è il raccolto, sia per dove piazzare il raccolto, ecco che qui possiamo dare una mano noi facendo questi contratti, quindi garantendo un reddito che sia
Noi attualmente la canapa biologica la paghiamo 180 euro al quintale all'agricoltore. Se io da commerciante parlo, la comprassi in Francia piuttosto che in Germania, piuttosto che in Romania, la pagherei 70-80 euro al quintale. Se io do quei soldi ai nostri agricoltori, questi non stanno in piedi, perché proprio mancando la filiera, mancando proprio anche le tecniche giuste per ottimizzare poi i raccolti, tutto il parco cadrebbe. Quindi noi siamo stati disposti molto volentieri ad aiutarli dal punto di vista economico e siamo stati in grado poi di gestire il prodotto finale. Questo secondo me era la parte principale che ha portato la canapa onestamente a avere un buon successo. Tenete conto che quest'anno noi abbiamo un po' bloccato i piccoli appezzamenti perché veramente se no non riuscivamo a starci dietro, ma parliamo di superfici superiori ai 5.000 ettari quest'anno in Italia. Il solo Veneto tra noi è un'altra realtà che è nata a Padova, parliamo di 220-230 ettari coltivati quest'anno, per cui una realtà molto interessante. Proprio facendo un accenno a questa nuova realtà che è nata a Padova, che può essere vista come un antagonista, cioè sfruttiamo il mercato, poi inutile non sfruttiamo. Però ci siamo seduti a un tavolo, tanto sono ragazzi giovani, e abbiamo deciso di creare delle collaborazioni, cioè dove non arrivo io arrivi tu, dove io non ci arrivo, mi dai un aiuto, insomma. E questo è stato fondamentale, primo per dare aiuto proprio, cioè questa decisione di collaborazione è andata a vantaggio poi degli agricoltori che si sentono seguiti un po' a tutti i livelli ed è una cosa molto importante. Niente, io per il momento mi fermo, poi questa a disposizione se qualcuno ha qualche domanda. Adesso passerei la parola a Marco che ci racconta un po', so che stai seguendo anche la tematica a livello europeo. Sì, io devo dire che in realtà Davide ha fatto una buona spiegazione, ha toccato tutti i punti salienti che rendono difficile far nascere, far crescere questa nuova produzione in Italia. E purtroppo, forse per fortuna, sono tutte problematiche da risolvere a livello locale, quindi a livello nazionale e a livello regionale tramite i PSR. Perché dal punto di vista legale europeo, diciamo, gli appigli ci sono, potrebbero essere rafforzati, ma a questo punto ci vorrebbe una fortissima volontà politica nel decidere che la campa deve diventare punto di forza per il comparto agricolo europeo. Questo passaggio lo vedo un po' difficile in questo momento, però non mai dire mai, nel senso avere degli aiuti diretti in questo senso. Quello che ho potuto verificare anche parlando con Assocanapa, che è venuta fino a Bruxelles per raccontare un po' quella che è la situazione a livello italiano, ma a livello europeo in genere, su questa tipologia di cultura. Il punto critico è la percentuale di principio attivo all'interno della pianta, perché noi in questo momento stiamo parlando di canapa industriale, per usi industriali. Silvia ha accennato che invece c'è un canale parallelo per la canapa dal punto di vista curativo, sanitario. La percentuale di principio attivo per la canapa ad uso industriale è dello 0,2%, quindi molto molto basso. Qual è il problema poi quando entriamo nella pratica? E qui sì che a livello europeo c'è molta resistenza nell'affrontare questo aspetto critico. Nella pratica questo problema si traduce nel fatto che non si possono utilizzare i semi prodotti dalla propria coltivazione di anno in anno, ma i semi devono essere comperati da un ente certificato che garantisce il principio attivo sia entro i termini. Le piantagioni sono soggette a controlli in diverse fasi e qui in Italia noi subiamo un altro problema.
che Silvia ha accennato prima, è la metodologia del controllo, in quanto le direttive europee non puntano a un controllo puntuale, quindi ogni singola pianta deve rispettare i criteri, ma parla di una media, quindi raccogliendo delle piante a campione all'interno della piantagione, mediamente bisogna essere al di sotto dei parametri indicati. In Italia questo non avviene, io immagino per incompetenza o non conoscenza, chiamiamola così, degli stessi operatori del settore che vanno a fare i controlli. Per cui è capitato proprio nella pratica che quando si subisce il controllo arriva l'operatore che trova una pianta che supera il limite e considera e mette in discussione l'intera piantagione, creando delle problematiche enormi. Quindi io adesso mi auguro e immagino che la normativa che stanno curando a livello nazionale andrà ad affrontare tutte queste problematiche in modo da creare un quadro giuridico legislativo certo, perché se non si ha certezza non è possibile dal punto di vista imprenditoriale, perché l'agricoltore oggi è un imprenditore a tutti gli effetti e giustamente lo deve essere, non è possibile vedersi garantito un reddito. Da qui la difficoltà di iniziare ad investire in questo settore, un settore che ha molte prospettive, in quanto è già stato detto è una piantagione che richiede poche attenzioni, è una piantagione che può essere utilizzata all'interno delle varie linee della stessa PAC piuttosto che dei CSR per le funzioni di greening, per la rotazione, per la purificazione dei metalli pesanti del terreno, per diminuire l'utilizzo dei pesticidi, l'utilizzo e il consumo idrico. Quindi le potenzialità sono innumerevoli, bisogna crederci. E qui entriamo nell'altro problema che non è solo italiano ma anche europeo. In Europa manca una politica agricola seria. Come in Italia siamo sempre a rincorrere gli stati di emergenza. Quando ho chiesto al commissario all'agricoltura qual è la visione agricola europea, non c'è stata risposta. È il mercato che decide a seconda del momento quali sono le priorità. E quindi anche le varie politiche di incentivo io le percepisco più come rincorrere le emergenze, seguono questo modo di approcciarsi, che è completamente sbagliato. Perché è sbagliato? Perché poi nella pratica si vivono i problemi che Davide ci spiegava. Manca la conoscenza, o meglio, manca una filiera strutturata che metta in relazione gli agricoltori che si occupano di quel settore specifico. Oggi stiamo parlando della canapa, ma in generale può riguardare anche il biologico, il biodinamico, se andiamo più nello specifico. Noi abbiamo moltissimi buoni esempi isolati che non parlano tra di loro, quindi c'è una dispersione di conoscenza, c'è una dispersione di esempi virtuosi che potrebbero essere anche con una certa facilità replicati, manca la volontà di costruire la filiera, quindi voi siete un esempio virtuoso che nel biologico per esempio fanno fatica, quello di garantire all'agricoltore che comunque il suo prodotto in un modo o nell'altro venga piazzato sul mercato, perché all'agricoltore va garantito il reddito, altrimenti se noi non garantiamo il piazzamento del prodotto sul mercato è inutile che continuiamo a chiedere all'agricoltore o al produttore di insistere in quella strada, che sarebbe un suicidio economico. Quindi io stasera capisco che voi vi state facendo carico di questo aspetto, che è un aspetto molto importante e che purtroppo però significa anche rallentare un po' il processo di sviluppo, però veramente complimenti per la lungimiranza e per l'approccio che avete, perché è la strada da seguire e mi auguro che lo sarete sicuramente, sia con la proposta di Ilaria che con la proposta dei nostri ragazzi al Parlamento italiano, che questo percorso sia sempre più veloce, sicuro e in un certo senso garantito. Io non credo debba aggiungere altro nello specifico, mi metto anch'io a disposizione di eventuali
domande. E mi fermo qua. Se volete poi possiamo fare un discorso un po' più ampio anche sul biologico, che lo hai accennato tu. Per esempio sul biologico oggi siamo in Europa con molta difficoltà discutendo sul nuovo regolamento del biologico, e uno degli aspetti più critici è quello della produzione delle sementi. Perché anche nel settore biologico purtroppo siamo carenti nella produzione, quindi andiamo a ricercare all'estero un prodotto primo che noi potremmo fare invece localmente, mantenendo una qualità molto molto alta. Grazie. Volevo un attimo fare una precisazione per quel che riguarda i controlli. Appunto per i controlli abbiamo individuato, visto che comunque gli organi di controllo hanno anche bisogno di formazione e conoscenza per svolgere al meglio la loro funzione, e questo dipende poi dai settori dove operano. Quindi nel caso della canapa, chiaramente l'organo di controllo che abbiamo identificato è il Corpo Forestale dello Stato. E poi l'altra cosa è che invece abbiamo fatto riferimento proprio ai regolamenti, adesso li ho scritti per qualcuno che magari volesse andare a vedere. Comunque ci sono i protocolli appunto per i campionamenti e per le analisi del contenuto di THC, sono definiti nel regolamento 2860 del 2000 e nel regolamento 796 del 2004. Quindi sono procedure europee, in teoria dovrebbero insomma riuscire ad applicarle, spero, ecco. È un problema di applicazione, di fatto. Perché poi comunque la filiera è nuova, chiaramente noi non siamo abituati in questo senso, ed è ovvio che dovremmo investire anche nella formazione, nel gestire poi il registro dei controlli, insomma ci sono diversi aspetti insomma da andare a vedere. Quindi questo. Poi sul discorso, tra l'altro, mi hai fatto pensare un'altra cosa, sul discorso del mercato, che è il driver di fatto dell'agricoltura, purtroppo è così. E loro implicitamente hanno fatto una cosa che stiamo cercando di fare per tutti i prodotti, per tutte le materie prime, non solo per la canapa, il fatto di garantire, di dare un prezzo minimo garantito. Perché tra l'altro per le regole dell'antitrust e appunto delle autorità di controllo della concorrenza non si può pagare una materia prima con prezzo inferiore, palesemente inferiore al costo minimo di produzione. Voi mi direte qual è il costo minimo di produzione? È una bella domanda, perché in Italia non abbiamo mai fatto un lavoro di questo tipo. Adesso ad esempio lo stiamo portando avanti per quel che riguarda la filiera del latte, perché sapete benissimo sono finite le quote latte e anche lì nell'urgenza però è stato fatto un buon lavoro, nel senso che verrà fatto lo studio sul prezzo minimo di produzione, e in questo modo magari daremo anche una mano insomma ai produttori di latte nel vedere riconosciuto insomma, il loro lavoro, come è giusto che sia. Bene. Sembra anche il discorso che non abbiamo portato della certificazione, sempre nel senso di creare, visto che siamo anche all'inizio, questo forse potrebbe essere un buon momento, una filiera di qualità che permetterebbe poi al prodotto, in questo caso italiano, di diciamo, reggere bene il confronto con prodotti non solo di canapa ma simil canapa, che trovano le stesse applicazioni, che anche in questo caso poi arrivano dai paesi asiatici, dove la qualità è decisamente più bassa. Posso fare un paio di osservazioni proprio legandomi a quello che dicevi prima, che non ti hanno risposto alla domanda, mentre noi siamo riusciti a fare un tipo di agricoltura e sostenere l'agricoltura, gli agricoltori, in primis perché siamo agricoltori, quindi siamo dentro alla cosa, sappiamo quali sono le necessità. Mi sarebbe stato difficile
pensare solo al business che c'è dietro la canapa e non pensare all'agricoltore e dire, cioè, comunque faccio vivere delle persone che fanno il mio stesso lavoro, che fanno i presupposti ci sarebbero stati tutti perché bastava porre il prezzo di mercato, quello era, chi fa va dentro la rete, 70 euro al quintale, non ci sta dentro assolutamente, per cui sarebbe stato difficile questo qua. Ma proprio abbiamo ragionato prima di tutto da agricoltori, da persone che comunque hanno battuto i denti più volte, perché adesso bene o male è molto più facile, ma all'inizio insomma abbiamo il primo anno che noi abbiamo fatto canapa abbiamo buttato via, letteralmente parlando, 100 quintali di prodotto che noi abbiamo pagato agli agricoltori, era inlavorabile, cioè non si poteva fare niente neanche agli animali, proprio era una cosa che è andato bruciato, questo è stato un grosso peccato, proprio perché non c'era la conoscenza, per cui siamo partiti dall'altro per portare avanti questo progetto. In più il discorso delle certificazioni secondo me deve essere fatto con un discorso e mi riavvalgo al discorso del biologico. Io, benché ho 2 aziende certificate biologiche, la certificazione come è fatta attualmente nel biologico io la contesto molto, perché io non posso pagare il mio certificatore perché venga a farmi un controllo. È una base completamente sbagliata, è una base che non dà garanzia all'agricoltore, cioè al consumatore poi cioè, i controlli vengono fatti, posso assicurare che io ho subito 7 controlli l'anno scorso tra le varie aziende, è anche un momento in cui si cresce, cioè a livello aziendale si cresce, per cui vengono fatti bene e funzionano. Tutte le truffe che si hanno avuto nel biologico sono state sgominate soprattutto da parte degli enti certificatori in primis, per cui non è che non facciano, però concettualmente è una cosa che dà poca trasparenza quantomeno. Siccome stiamo andando sempre di più verso un biologico di massa, cioè, sarà un biologico che dovranno consumare tutti, per quello è l'andamento, si è vinto soprattutto al Biopark, l'ultimo che è stato qui a Norimberga a febbraio, lì si sta portando proprio dentro alla grande distribuzione del biologico. E proprio in questa fase serve qualcosa di fatto veramente bene, altrimenti si perde la sfida. Il biologico avrà gli stessi problemi di quello che ha il prodotto convenzionale, l'agricoltura convenzionale, per cui spero veramente che tutte le nuove proposte, le nuove leggi vengano fatte proprio per tutelare il più possibile sia chi produce in modo onesto e soprattutto poi chi va a consumare il prodotto. Perché oggi i controlli su questo, sulla certificazione di fatto vanno nella direzione di essere controlli molto sulla carta che si traducono in un onere burocratico pesante per l'impresa, perché noi diciamo con regole semplici, chiare, snelle, in modo da garantire sia chi consuma ma anche poi che queste regole venire subite. Soprattutto dare valore nel senso che questo che manca è andato sempre più a scemare e invece è una cosa molto importante perché io le mie certificazioni le ho fatte per una convenienza economica, mi piacciono i miei prodotti a un prezzo migliore sul mercato, però di fatto io la mia certificazione vorrei che non ci fosse, vorrei che ci fosse la mia faccia al posto della certificazione, che è quella che poi vale come garanzia, no? Se uno ha qualcosa da dire viene a prendersi con me, sa chi sono, viene a trovarmi e mi dice insomma, e questo e spero soprattutto anche un'altra cosa, che si cominci ad andare veramente a visitare le aziende agricole, a dargli un nuovo movimento, cioè da consumatore parlo, perché anch'io alla fine sono un consumatore, voglio capire come viene fatta la roba, come viene prodotta e se quell'agricoltore ha un problema, una difficoltà, è giusto che troviamo anche il sistema positivamente per aiutarlo, non sempre con gli aiuti che arrivano
contrario ai finanziamenti che arrivano, no ai finanziamenti, scusa, alle PAC, perché le trovo a livello personale una droga, cioè non ci rendiamo conto di quella che è la potenzialità dell'azienda, perché molte volte, e questo proprio confrontandomi con gli agricoltori, la prima cosa che mi chiedono: ma c'è la possibilità di avere la PAC? Sì, c'è la possibilità di averla anche con la canapa, però in primis vediamo se la canapa ti dà da vivere. Poi è un qualcosa in più, però la tua azienda deve vivere con quello che rende la tua piantagione, con quello che rende la cultura che vai a fare. Poi arriva qualcos'altro, è un qualcosa di più. Però l'agricoltura attualmente non è questo. Tanti fanno il bilancio, vanno a zero, tanto arrivano i fondi da fuori e stanno in piedi. Se non ci fossero ci rimetterebbero, però almeno avrebbero l'idea di quello che sta producendo sulla loro azienda, altrimenti si è sempre, non si sa mai se siamo di qua o se siamo di qua. Noi sì, magari adesso apriamo un po' il dibattito. L'unica cosa che vi dico è che sì, abbiamo lasciato la proposta come vuole il professor, fa di solito il movimento per portare l'ex in discussione, e adesso stiamo finendo di ultimarla con le ultime integrazioni, proposte che sono arrivate, gli spunti che sono arrivati da chi ha voluto aiutarci nel miglioramento della proposta, e quindi probabilmente la prossima settimana insomma la depositeremo definitivamente. Adesso apriamo il dibattito. Volevo chiederle una domanda sulla commercializzazione delle sementi. Visto una sentenza stata fatta anche il 13 luglio 2013, dove hanno condannato un'azienda o una ditta sementiera, non mi ricordo cosa, per il fatto che non si possono commercializzare tutte le sementi che non sono iscritte al catalogo delle sementi europee. Quest'anno che qua in regione fra agricoltori è venuto fuori questo problema. Verifico perché non sono... Sì, c'è una legge. E c'è stata una sentenza dove hanno condannato una ditta francese il 13 luglio 2013 e l'hanno condannata per questo discorso qua. Ed è nato con questo problema proprio fra 2 o 3 agricoltori, che uno voleva vendere il suo seme di soia all'altro e hanno dovuto rinunciare. Qualcosa di simile mi era stato... Se vuole le porte No, sì, adesso prendo nota. Penso che questo sia un bastone delle multinazionali che sicuramente lo creerà le vuote. In questo momento non ti so dire le dimensioni, però al di sopra di una certa quantità, un certo volume di affari, sì, ci sono questi vincoli, ma questo principio poi non si adotta nelle piccole o piccolissime dimensioni, quindi era nata anche la bufala dell'orto di casa che non si poteva più da questa sentenza. Adesso il caso specifico me lo vado a cercare e indago. In quanto alla PAC, che diceva lei, sarebbe bello riuscire a spiegare come funziona questo meccanismo della PAC, in modo che gli agricoltori capiscano che non è un aiuto, è una tua sudditanza e tu sarai schiavo di questa. Sarai sempre nelle loro mani, finanziato da noi. Se finanziamo 10, ci verranno restituite neanche 8, forse 7. Sì, al di là di quello, cioè, stando su quello che dici tu da agricoltore, è proprio questo, cioè, tu non sai mai dove sei, perché alla fine ogni tanto ti telefono quelli da col diretti, piuttosto che vieni a firmare a casa che ti sono arrivati i soldi, cioè, alla fine si innesca questo meccanismo. Che poi tu per esigenza di sopravvivere, per percepire questa PAC, sei costretto ad accettare le costrizioni, no? Diventa un mercato anche, no? Secondo me bisogna fare un po' una riflessione su questo. È vero che negli anni la PAC è diventata una sorta di droga di quello che è l'agricoltura. Negli anni che cosa si è visto? Si è visto appunto sempre meno importanza al settore primario, sempre più importanza al settore dei servizi, macroeconomia, tutte quelle cose lì, e quindi di fatto il settore primario
diciamo, ci sono queste sovvenzioni per mantenerlo in vita, ma di fatto non è un settore ricco e non è nemmeno un settore dove c'è interesse a investire per quel che riguarda l'innovazione, ad esempio. Quindi che cosa è successo negli anni? È successo che l'agricoltura è rimasta sempre uguale. Con i problemi che invece ci troviamo adesso, laddove un agricoltore deve sapere fronteggiare l'aspetto ambientale di quello che fa e quindi gli devi dare un'alternativa, perché non puoi dire è vero i fitosanitari fanno male. Sì, ne siamo consapevoli, ma ti ho fornito un'alternativa. No, perché non abbiamo mai investito nell'innovazione delle alternative ed è quello il problema. Poi un'altra cosa c'è da dire che in un mercato globale l'agricoltore deve diventare un po' anche un venditore, cioè deve essere bravo a fare impresa e non tutti lo sanno fare. Quindi magari da dove trovano qualcuno che gli indica la strada riescono anche a rinnovarsi, a imparare, eccetera. Ma questo non è stato fatto per tanto tempo. Per cui adesso si trova in una situazione che è veramente difficile da fronteggiare. Infatti comunque